Quello che salta all'occhio a prima vista è la divisa che non c'è. Loro sono gli agenti della polizia locale di Agrigento alle prese con una situazione davvero incredibile che lascia del tutto indifferente l'amministrazione comunale. Una situazione insostenibile per la polizia locale di Agrigento che non intende sopportare più in silenzio. Sì, ancora una volta infatti la funzione pubblica CGIL è accanto ai lavoratori della Polizia Municipale di Agrigento e insieme stiamo ancora una volta appunto evidenziando queste difficoltà quotidiane e difficoltà delle quali invece l'amministrazione continua a non curarsi. Abbiamo già in molte occasioni esposto la problematica per esempio delle divise. Sono ormai decenni quasi che gli operatori della Polizia Municipale si trovano a dover lavorare sulla strada senza un'apposita e una decorosa immagine tutelata da quelle che appunto sono le divise, quindi quella situazione di immagine di decoro che la città Agrigento, città capoluogo, dovrebbe avere alla base di tutto quello che poi è il front office che la Polizia Municipale deve affrontare quotidianamente sulle strade e che invece in questa maniera mette a rischio non solo una questione di decoro ma anche una questione di tutela degli stessi lavoratori. Alla polizia locale agrigentina purtroppo non mancano solo le divise e mentre si continua a tirare la corda i sindacati di categoria non ci stanno a subire. Avete intenzione di farvi sentire in maniera forte? Sì, abbiamo in prima battuta comunicato lo stato di agitazione del personale della Polizia Municipale, stiamo comunque anche convocando un'assemblea di questo personale per fare il punto della situazione perché dopo 20 giorni dalla comunicazione dello stato di agitazione non abbiamo ricevuto nessun riscontro, quindi ci incontreremo per fare un resoconto di questa problematica il 29 di novembre presso i locali del comando a Villa Seta e dopo di ciò vedremo se continuare in questo percorso, in questa battaglia per aver riconosciuto i nostri diritti. Ecco, praticamente in tutta la situazione voi tutelate i cittadini ma non venite tutelati dall'amministrazione comunale. Sì, purtroppo è quello che dobbiamo riconoscere. Noi siamo sempre pronti e disponibili per quello che giustamente il nostro ruolo ci impone, però continuiamo ad assistere a una disattenzione quotidiana e continua da parte dell'amministrazione e quindi della parte politica di questo ente.